Ci sono grandi risorse impegnate per fare chiarezza su un fatto che certamente necessita di grandi approfondimenti. Posso garantire che grazie all'attenta direzione della Procura della Repubblica di Treviso c'è grande attenzione sul punto e verrà fatto tutto col massimo scrupolo per cercare di ricostruire al meglio quanto accaduto. Paese Varago, da ultimo Spresiano, con il giallo della morte della 31enne Anica Panfile ritrovata a cadavere nel Piave. 4 omicidi nella Marca in un solo mese, quello di maggio, con un assassino a cui rimane ancora da dare un'identità. Un record negativo da cui la provincia di Treviso non si direbbe certo una delle più sicure d'Italia, ma il prefetto Angelo Sidoti invita a contestualizzare ciascun caso. Chiaro che 4 omicidi sono preoccupanti nel numero per quel che è successo, però sono fatti del tutto scollegati l'un con l'altro, avvenuti per dinamiche diverse, quindi concentrati magari in questo periodo rispetto ad anni in cui magari non ce n'erano stati o erano già molto più bassi come numero. Un numero insolito rispetto a questa provincia, sono episodi tutti molto particolari che di certo non sono espressivi di una dinamica criminale, ma fanno certamente riflettere sul fatto che sono stati episodi particolarmente cruenti che necessitano, che hanno impegnato in maniera importante il comando provinciale e che ci impegnano ancora in maniera importante. Le indagini dunque proseguono senza tralasciare nulla. È stato Franco Battaggia, ex Primula Rossa della Mala del Brenta e soprattutto ex datore di lavoro di Anica, a rivelare di aver prestato alla donna 5.000 euro per pagare un debito con un terzo soggetto che in realtà ne avanzava o pretendeva 10.000. L'ultimo ad averla vista viva, Battaggia, quel pomeriggio del 18 maggio, poi il 21, il ritrovamento in un isolotto sul Piave con il corpo che al di là delle ferite e delle tumefazioni al capo e al viso presentava anche dei lividi ai polsi. È possibile che la donna sia stata legata e il laccio fatto sparire prima di gettarla in acqua, così da simulare un gesto estremo. Questo e molti altri aspetti sono sotto la lente degli investigatori. C'è uno sforzo importante per fare chiarezza e fare luce, sperando di poter arrivare a una conclusione nel tempo minore possibile.